La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi di GS Channel, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questo è il consueto appuntamento del giovedì sera alle 21 per parlare di calcio dilettantistico ed in questa occasione anche del campionato di eccellenza calabro. Iniziamo subito a presentare il nostro ospite di oggi, ovvero il direttore sportivo dell'Athletic Club Palermo, Giampiero Clemente. Io direi assolutamente rivelazione di questo campionato di Serie D. Intanto ben trovato. Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Diciamo di sì, dai. Dai, diciamolo. Al momento stiamo andando abbastanza bene, quindi siamo soddisfatti. C'è stata una pausa contro il Paternò, ma credo che comunque il percorso che avete delineato all'inizio della stagione era quello quantomeno di stabilizzarvi in categoria e poi chissà dopo. Ma assolutamente questo è un obiettivo che rimane il primario, quello di cercare di raggiungere la salvezza quanto prima. La sconfitta di Paternò è un incidente di percorso che nella crescita di un gruppo giovane ci può anche stare, quindi facciamo esperienza e lavoriamo settimana dopo settimana. Non parlerei solo di gruppo giovane, ma anche, perché no, di società che per la prima volta abbraccia un campionato nazionale come quello di Serie D, la seconda squadra di Palermo. Insomma, vi siete riempiti di responsabilità. Assolutamente sì, no, per quanto riguarda la società credo che in questo momento non ci stia facendo mancare nulla da diversi anni, si sta strutturando giorno dopo giorno, ad essere sincero poco abbiamo di dilettantistico all'interno del gruppo, sì, condivido. Abbiamo la fortuna e l'onore di avere a capo di tutto ciò un direttore come Perinetti che giorno dopo giorno fa in modo che l'asticella di tutti noi fa tantissimo. Si alzi un po'. Per quanto riguarda, come ho detto prima, la squadra siamo super soddisfatti ma consapevoli del fatto che ancora il lavoro da fare è tanto. Tra l'altro adesso c'è la finestra di dicembre, mi parlavi che addirittura qualche piccolo aggiustamento può anche avvenire, so che avete anche una ampia rosa addirittura. Ma noi innanzitutto abbiamo 29 calciatori, quindi pensiamo di essere abbastanza competitivi, è normale che a dicembre uno si guarda sempre un po' in giro, certo. Però se dovessimo decidere oggi il nostro futuro sicuramente siamo soddisfatti di quello che abbiamo dentro. Quindi questo mi fa pensare che guarderete un po' la classifica a dicembre e poi vi siederete... No, noi la classifica la vorremmo guardare a maggio con la speranza di essere salvi, che rimane sempre l'obiettivo primario di tutti noi. È vero. Stiamo guardando le immagini, anzi la regia se cortesemente ce li può riproporre, eccole qui, di questa partita contro il Paternò. Tantissime palle gol, diciamo che avreste potuto tranquillamente chiuderlo un po' prima, poi il ritorno di questo Paternò voglioso anche con questo suo nuovo allenatore Beppe Mascara, insomma ha creato gli equilibri giusti affinché la partita poi tornavate a casa con una sconfitta e loro brindavano i 3 punti. Ettore, purtroppo il calcio non fa sconti, quindi la legge del calcio è dura, la paghi e si ripresenta sempre. Noi siamo andati nello spogliatoio con il risultato di 1-1 il primo tempo, sì, quando il campo diceva che erano 0-3 per azioni da gol, per quello che avevamo creato e quant'altro. Le immagini parlano, però siamo stati, tra virgolette, ingenui e sfortunati a prendere il gol dell'1-1 a fine primo tempo, siamo rientrati in campo, siamo andati sotto, abbiamo avuto la bravura di pareggiarla e subito dopo avere almeno 2 palle gol. Sì. Ma io parlo di palle gol clamorose per poter chiudere la partita, e come ho detto prima poi il calcio alla fine ti porta il conto, se non le chiudi anche le partite tra virgolette che sembrano indirizzate o sul pareggio, sulla vittoria, rischi di perderle. E poi Giampiero, ma le avete perse un po' per
tra virgolette, presunzione, o perché evidentemente mancava veramente quella concentrazione ulteriore per chiudere l'incontro? Ma io non credo che sia presunzione da parte dei nostri ragazzi, io credo che sia lo scotto di una categoria nuova e di molti ragazzi giovani che magari, ripeto, useranno queste sconfitte per creare il proprio futuro da un punto di vista di esperienza. Quindi io credo che sia un percorso che dispiace, perché perdere non piace mai a nessuno, però se fossimo tornati da Paternò con un risultato di 3-2, non avendo mai passato la metà campo, molto probabilmente avremmo fatto un po' i conti a casa. Tornare da Paternò dopo aver creato 11 palle gol e aver perso 3-2 sicuramente ci fa ben sperare per il futuro. Attenzione, perché adesso domenica c'è la Nissa, sì, per cui insomma anche la prossima partita sarà una partita impegnativa, non soltanto dal punto di vista tattico e tecnico, ma anche mentale, perché è uno scontro contro una realtà che tutti sanno benissimo è proiettata verso la Lega Pro. Assolutamente sì, una signora squadra, una delle pretendenti al titolo dichiarata già all'inizio anno, e che sicuramente dobbiamo prendere con le pinze, rispettarla e cercare di dare il 200%, perché oggi questa squadra, la mia squadra, la squadra dell'Athletic Club Palermo, ha fondato questi 16 punti sulla fame, sull'umiltà e su quant'altro, e noi dobbiamo continuare su questo, e sappiamo che quando arriva un avversario come questo non possiamo mai distrarci, perché potremmo pagarla. Bene, allora apriamo ufficialmente dunque la nostra puntata subito con questa Serie D un po' ingarbugliata in testa, insomma ogni settimana tantissime sorprese. Parliamo dunque di Serie D, parliamo subito anche dei risultati delle partite che si sono disputate domenica. Abbiamo già la schermata, eccola qui. L'Enna Calcio che vince 2-1 contro il Città di Aciriale, pareggio tra Castrum Favara e Vigor Lamezia, vince fuori casa il Savoia addirittura 6-2 contro la Gelbison, e già lo sappiamo il Paternò che batte 3-2 l'Athletic Club Palermo, San Biase batte San Cataldese 2-0, vince fuori casa anche abbastanza inaspettatamente il Ragusa contro la Vibonese Calcio, vince invece il Milazzo contro il Città di Gela, vince anche la Nissa nel derby tutto siciliano contro il Messina, ed infine colpaccio della Nuova Egea Virtus che vince in casa della Regina 1914. Guardiamo anche la classifica, perché come ho detto è sempre più ingarbugliata. Al primo posto Nuova Egea Virtus 21 punti con 19 Savoia 1908, con 18 la Nissa, con 16 punti Athletic Club Palermo e San Biase, 15 punti per Vibonese Calcio e Milazzo, 13 punti Città di Gela e Gelbison, 12 Castrum Favara, con 11 punti Regina 1914, Vigor Lamezia ed Enna Calcio, 9 punti per il Paternò, 8 punti per la San Cataldese ed il Città di Aciriale, con 7 il Ragusa Calcio, chiude all'ultimo posto ma con 2 punti, ben 14 recuperati dalla penalizzazione, il Messina. Chiaramente si ritorna in campo domenica prossima, eccola qua la schermata, l'Athletic Club Palermo con il già citato match contro la Nissa, Città di Aciriale Regina 1914, Città di Gela San Biase, Enna Calcio Paternò Calcio, Messina Vibonese Calcio, Nuova Egea Virtus Gelbison, San Cataldese Castrum Favara, Savoia 1908 Milazzo ed infine Vigor Lamezia Ragusa Calcio. Allora voglio ritornare un attimo a parlare della partita persa dall'Athletic Club Palermo contro il Paternò, perché sulla panchina del Paternò ha debuttato un giocatore molto conosciuto soprattutto qui in Sicilia, una persona che secondo me cercherà con la propria determinazione di risollevare anche insomma la stagione di questo Paternò, stagione che è iniziata decisamente molto in fase calante. Sentiamo le sue parole dopo questa vittoria contro la squadra palermitana. Dico un grazie dal primo all'ultimo dei calciatori che oggi ho, perché si sono messi subito a disposizione, hanno capito che cosa volevamo noi col mio staff, niente di particolare, solo principio di gioco, quelli che chiede la partita dei 90 minuti. Sono stati bravi, sono stati messi là, attenti, e ognuno di loro ha dato la massima disponibilità. 3-4 giocatori sono stati bloccati, quindi se riusciamo stasera
e domani di farli. Non posso sbilanciarmi, sì, arrivano. Sapete che l'inghippo ci vuole, però 3-4 giocatori che ci vengono a dare una mano ci sono e si sono messi a disposizione. E anche, devo essere anche la società si è messa a disposizione per prendere questi calciatori. Se poi domani mi arriva un foglio, no, non si può fare, non è colpa. Ma 3-4 giocatori sono stati bloccati per la causa Paternò. A noi interessa gente che ha giocato in C, in B, a noi ci deve gente come questa qua che abbiamo, che lotta pallone su pallone e onora questa città. Dichiarazione forte, determinata, lo era da giocatore ma anche da allenatore, devo dire, dopo la bella esperienza di Novara della scorsa stagione, ha cercato di dare questo nuovo input ai ragazzi di Paternò. Ritorno a parlare del match prossimo contro la Nissa. Cosa ci vuole per battere la Nissa oggi, soprattutto domenica, voi come Athletic Club Palermo? Ma noi dobbiamo, intanto cosa ci vuole? Intanto noi dobbiamo andare alla ricerca della prestazione, poi il risultato a volte sono i dettagli, i centimetri che spostano il risultato, un tiro sbagliato, un qualcosa che non va bene. Io penso che noi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, la squadra è tranquilla, ha iniziato la settimana nel migliore dei modi, quindi con massima tranquillità. Quindi concentrati comunque, consci che è una partita non difficile ma importante. È una bella partita dove sicuramente dobbiamo viverla con la pressione giusta. Noi non dobbiamo vincere il campionato, quindi sicuramente dalla nostra parte potrebbe esserci questa tranquillità mentale, fermo restando che incontriamo veramente una squadra, una società che in questi anni ha creato qualcosa di importante che, ripeto, si sono dichiarati dalla prima giornata di campionato. E secondo me, la campagna acquisti stanno facendo anche un ottimo campionato, perché poi la classifica è corta e loro si trovano lì. È vero, è vero. Una classifica che in questo momento vede in vetta la nuova Igea Virtus, che perde in casa della Regina, tra poco vedremo anche gli highlights con l'intervista ad Alfio Torrisi, ed è un'Igea Virtus che inaspettatamente, ma io non credo che gli addetti ai lavori concordano su questa parola, inaspettatamente, si trova al primo posto. Questo vuol dire che comunque la solidità di questa squadra messinese conferma che inserire giocatori di categoria con l'esperienza può essere l'arma vincente, o no? Ma assolutamente sì, l'Igea Virtus è una squadra forte, abbiamo avuto la possibilità di vederli da noi in casa e pur non disputando, credo forse disputando a detta loro una delle peggiori partite, da noi sono riusciti a portare via un punto, quindi questo fa capire la forza di una squadra che pur non esprimendo un grande gioco, essendo parlo nella gara contro di noi, essendo sotto di 2-0, sono riusciti a rimetterla in piedi. Poi i risultati parlano chiaro, Agatino, il direttore, sta facendo chiaro un grandissimo lavoro, ha costruito una squadra di esperienza con dei giocatori importanti che, ripeto, io li guardo e li osservo, fondamentalmente sono sempre molto pacati e stanno portando avanti questo primato con tantissima umiltà. La serenità aiuta, assolutamente, no? Perché poi dopo insomma ti mette nelle condizioni giuste, anche volendo di perdere o pareggiare, cambia poco, l'obiettivo rimane quello di essere sereni e di raccogliere tutto quello che di fattibile ogni domenica la squadra può avere. Assolutamente sì, e loro lo stanno facendo alla grande, quindi io la vedo, la descrivo una squadra operaia con tantissima qualità però. Bene, bene. Allora sentiamola, insomma, la voce anche di Alfio Torrisi per la prima volta in casa contro questa nuova Igea Virtus. Perde 1-0. A voi gli highlights e appunto anche la voce di Alfio Torrisi. Il mio timbro non poteva trovarlo a San Cataldo e non poteva trovarlo adesso se lei parla di un'impronta tecnico-tattica. Sull'atteggiamento presumo di sì, perché l'abbiamo dimostrato a San Cataldo e anche oggi, che la squadra non ha nulla da rimproverare sotto il profilo dell'impegno, perché hanno fatto tutti a sportellate, hanno tutti lottato. Sicuramente la Regina obiettivamente oggi ha fatto pochissimo per vincere e questo bisogna essere onesti e bisogna dirlo, però se non ci facciamo gol noi, secondo me è una partita che finisce 0-0, dalla panchina non percepivo, mai ho percepito la possibilità che potevamo subire gol, abbiamo subito oltre 40-50 lanci di 100 metri che ci hanno purtroppo un po' allungato perché non ci facevano restare presenti sulle seconde palle dove avevamo poca densità
perché purtroppo con i nostri centrocampisti dovevamo abbassarci per subire questi lanci. Ligia è stata più cinica di noi, è stata concreta, ha trovato questo gol nel miglior momento tra virgolette nostro, perché io penso che il secondo tempo eravamo entrati col piglio giusto, stavamo cercando di spingere un po' di più, poi il gol ha cambiato le dinamiche della partita, il gioco interrotto continuamente, gente a terra, crampi, e poi si va avanti così perché è giusto, non voglio condannare nessuno, si è spezzettato troppo il gioco e noi non siamo stati bravi a creare quel guizzo che ci poteva portare a riprendere la partita. Non abbiamo un mercato aperto dove domani noi possiamo andare a prendere dei giocatori, e abbiamo 24 giocatori che sono dentro una rosa, che in questo momento sono i giocatori della Regina e che devono loro in questo momento cercare di fare di più assieme a me in primis per cercare di uscirci da questa situazione. Quindi io vorrei spendere le energie mentali su cose dove possiamo incidere. Sul mercato oggi non possiamo incidere, perché anche se la società mettesse a disposizione 500.000 euro, sto facendo dei numeri, sul piatto in questo momento per fare mercato, non possiamo farlo, perché il mercato è chiuso. Quindi oggi abbiamo una rosa dove l'obiettivo è: dobbiamo fare mercato dentro di noi, recuperare giocatori a livello mentale, a livello fisico, metterli in campo e fargli dare il massimo che abbiamo. Dopodiché in questo mese si tirano le somme e poi si fanno delle valutazioni, come giusto che sia, con la direzione sportiva e con la società. Però adesso non abbiamo il tempo di pensare a questo, abbiamo il tempo solo di metterci a lavorare per migliorare, e ne abbiamo anche poco, perché domenica si rigioca, dobbiamo fare punti, cioè l'obiettivo è questo e dobbiamo sbrigarci. Quindi il nostro obiettivo non deve essere il mercato, non deve essere di altri alibi, ci sono delle situazioni oggettive che ci stanno creando problemi, però io oggi come allenatore devo dire e devo pensare: cosa abbiamo fatto in campo per vincere? Quante azioni gol abbiamo creato noi? Quante volte siamo stati pericolosi? Basta per una squadra che ambisce a vincere il campionato? No. Allora il mio dovere è da stasera mettermi a lavorare con lo staff per cercare di migliorare questo aspetto, non pensare al mercato che non posso fare nulla. Credo che le risposte di Alfio siano azzeccate. Parlare di mercato quando è chiuso è materialmente impossibile, bisogna lavorare intanto con il materiale che si ha a disposizione. Poi un nuovo allenatore non ha la bacchetta magica che in qualche giorno risolve il problema magari atavico della squadra, ci vuole un po' del tempo. Questo tempo che insomma verrà adesso nei prossimi giorni può far capire poi effettivamente il valore che avrà Torrisi nei confronti di questi giocatori. Ma sono pienamente d'accordo con il mister e con te. Oggi credo che loro sanno il cammino da intraprendere, è normale che poi intraprenderlo a Reggio Calabria, una piazza così importante dove la tifoseria non ti dà il tempo, giustamente vuole i risultati, non è facile, ma credo che abbiano una rosa importante e alla fine potranno tirarsi fuori da questa situazione e ritornare ad ambire a quel sogno promozione che credo sia nascosto o dichiarato in ognuno di loro. Anche se chiaramente adesso i punti sono tanti, recuperarli è sempre più difficile in un campionato dove è venuta fuori questa Novigia Virtus, c'è il Savoia, cioè le avversarie sono troppe. Fino a quando fai insomma gara solo con una squadra bene, ma vedo che ce ne sono parecchie. È così, però è un campionato che purtroppo o fortunatamente non ha una padrona, perché se tu pensi che il Ragusa va a fare un grande risultato a Vibo. Quindi ripeto, puoi perderle e vincerle con tutte, è normale che se riesci a trovare quel filotto, quella continuità di 2 o 3 partite, sicuramente tutti possono tornare in gioco. Chiaro. E la Regina sicuramente ha tutto per poterlo fare, quindi riuscendo a fare 2 o 3 vittorie consecutive intanto si rimette in sesto anche da un punto di vista mentale, per poi provarci fino alla fine. Poi come diceva il mister, se a dicembre c'è da fare mercato, a dicembre si farà. In quel caso poi dopo si opera in una maniera diversa. Castrum Favara che invece pareggia contro la Vigor Lamezia, ci guardiamo gli highlights e poi parliamo di questo Favara che quest'anno secondo me anche con l'arrivo di Terranova, senza nulla togliere a Infantino, credo che abbia dato una piccola svolta anche di mentalità. Guardiamoci intanto gli highlights.
10ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Allo stadio Broccoleri si affrontano il Castrum Favara e la Vigor Lamezia, una partita molto importante per entrambe le squadre per acquisire punti importanti nella corsa verso i rispettivi obiettivi, in primis la salvezza, soprattutto per la formazione di mister Nicolò Terranova agli ordini del signor Andrea Tagliaferri di Lovere. Inizia la partita con la formazione ospite che parte subito forte con Carlo Sembalo, il quale sfonda sulla fascia di destra, cerca luce per servire i compagni in area, ma alla fine il suo cross è troppo lungo per Agostino Mascari. Insiste la compagine allenata da Renato Mancini, che attacca ancora sulla destra. Qui conclusione bloccata senza grossi problemi da Lauritano. Si riaccende come d'incanto la squadra di Terranova, qui conclusione soltanto ciccata da Limblici e sfera che si perde tra le braccia del portiere Ianni. Con le immagini passiamo al secondo tempo con una punizione di Catalano molto pericolosa e poi occhio al calcio d'angolo, solito schema per Vaccaro, l'intervento di Tripicchio, la palla che viene bloccata da Ianni, ma secondo il signor Tagliaferri la palla aveva attraversato la linea di porta e allora vantaggio per il Castrum Favara. Occhio a questo rinvio da parte di Lauritano, che vede il rientro dal filo del fuorigioco di Vaccaro, il quale controlla, se la porta sul sinistro, calcia troppo sul primo palo, va a respingere Ianni in calcio d'angolo. Poi occhio a questo errore madornale di Demin, che spiana la strada al numero 19 in maglia ospite, ovvero sia Tandara. Poi la serpentina e la conclusione che si perde fuori ancora da parte di Catalano, senza il più attivo, ma attenzione a questo corner con la palla messa in mezzo da calcio di punizione, e arriva il pareggio con Enrico da parte della Vigor Lamezia, che sfrutta l'uscita un po' avventata di Lauritano, e allora arriva quasi sul finire di gara il pareggio da parte della Vigor Lamezia, che ha ricevuto il premio per averci creduto fino alla fine. Qui colpo di testa di Piazza, uno dei nuovi ingressi alla panchina, che si perde sopra la traversa. Poi finisce la partita, i 3 fischi emessi dal signor Tagliaferri spreca una ghiotta opportunità per vincere davanti al pubblico di casa il Castrum Favara, che pareggia contro un ottimo Vigor Lamezia per 1-1. Parliamo di Vibonese Ragusa Calcio, questa Vibonese che era partita indubbiamente con un nome forte, no? Un team interessante, un allenatore secondo me molto interessante. Che cosa può succedere nel percorso di un campionato che qualcosa non vada e poi devi, insomma, costringerti a recuperare partita dopo partita? Ma io innanzitutto non credo di avere, ci tengo a dirtelo, non ho la sfera magica, quindi questo non è anche vero, so, però, insomma, però sicuramente credo che per esperienza, per quel poco che mi sono trovato in qualche spogliatoio di calcio, è normale, è fisiologico che se c'è Vibonese Savoia l'affronti in un modo, se c'è Vibonese Ragusa molto probabilmente pecchi di, tra virgolette, leggera presunzione, o magari c'è un calo di concentrazione sapendo che la partita sulla carta è un po' più abbordabile. Poi, ripeto, la legge del calcio te la fa pagare sempre, vai sotto, cerchi di recuperarla, crei tantissimo, non ci riesci e alla fine stai lì a leccarti in le questo ferite. caso buon per il Ragusa, ma perché sicuramente insomma sì. 3 punti l'hanno rilanciato anche dal punto di vista mentale, oltre che anche dal punto di vista della classifica. Assolutamente sì, anche perché il gap diminuisce un po'. Anche perché avevo avuto modo di vederli in altri video, in altre partite. Sì. Ragusa è una squadra giovane che aveva fatto anche ottime prestazioni e magari qualche altra partita non meritava di perderla, quindi è andato a recuperare quello che aveva perso per strada. Vibonese che può rientrare secondo te ancora nella corsa, oppure a questo punto è costretta a non sbagliare più e ha un calendario certamente non facile? Ma io credo che nella corsa, come ho detto prima, possano rientrare un po' tutti, perché tra Vibonese, Savoia, Nissa Regina, credo che queste siano le formazioni che in griglia tutti davano per favorite, hanno quelle qualità e quel potenziale per poter ambire fino alla fine. Poi se da qui alla fine Ligia Virtus le dovesse vincere tutte, allora sarà dura, ma io credo che per inerzia, per forza di cose, un po' tutti dovranno avere il calo. Non gliela voglio tirare a Ligia Virtus, ci mancherebbe, perché fondamentalmente diciamo pure che gli scontri diretti giocheranno un ruolo fondamentale. E per ora Ligia Virtus negli scontri diretti non ha sbagliato un colpo, perché ha vinto con la Nissa in casa, è andata a vincere a Reggio Calabria, quindi credo che, ripeto, come ho detto prima, è una squadra di categoria veramente difficile da affrontare. Voltiamo pagina, perché dobbiamo parlare a questo punto dell'Enna, un'Enna che insomma vince
Uno scontro secondo me diretto per la salvezza contro il Città di Aciriale, che cerca disperatamente di rientrare insomma in una classifica un po' più accettabile, cercando magari appunto di trovare questa amalgama. Pagana sta facendo un grandissimo lavoro, però è anche vero che Passiatore vince uno scontro di fondamentale importanza per la sua classifica. Come vedi insomma la stagione sin qui di queste due realtà? Ma per quanto riguarda l'Enna, è una squadra che abbiamo incontrato, una squadra giovane che mi ha fatto Ti è piaciuta? Mi ha fatto un'ottima impressione, quindi sono convinto che farà bene. La Cirreale io credo sia una squadra forte, io credo che sia una Cirreale, è una delle squadre viste da me in presenza che ti ha impressionato. Con tutto che noi siamo riusciti a vincere la partita, mi sono piaciuti molto. È normale che lì, come si dice, la testa fa tanto, perché È anche vero. quella è una piazza particolare, Sì. una piazza esigente, la società sta vivendo tra virgolette un po' di guerra in casa, ed è normale che Sì. per un calciatore trovare la serenità non è mai facile, ma io sono convinto della Cirreale, e soprattutto il mio amico Peppe Pagana, che è stato per diversi anni mio compagno di squadra, Sì. faranno bene e tireranno fuori la Cirreale dai bassifondi. Guardiamoci gli highlights, la vittoria appunto dell'Enna 2-1 contro il Città di Aciriale. Enna e Aciriale si affrontano per l'anticipo della 10ª giornata del campionato di Serie D girone I. I gialloverdi, oggi in completo bianco, affrontano i Granata per la seconda volta in stagione, dopo averli affrontati e battuti ai calci di rigore nel turno di Coppa. La prima palla la gioca l'Aciriale, ma la prima occasione ce l'ha l'Enna sulla rimessa laterale battuta da Zerillo. Dopo il contatto in aria con Preknikai, il numero 11 si guadagna questo calcio di punizione dal limite su uno schema che porta al tiro. Donato distratto, però non ci sono troppi problemi per Negri, che riesce a bloccare la sfera. Ancora su rimessa laterale, distratto fa una grande giocata, si libera di Ken che lo stende dentro l'area di rigore, e calcio di rigore per l'Enna, da cui si presenta Luka Dadic. Spiazza in questa maniera Negri, porta avanti la formazione giallo-verde. Prova a farsi vedere anche la Cirreale, qui grande palla di Gagliardi su Ken, rientra sul mancino, il suo sinistro però finisce ampiamente a lato. Sul calcio d'angolo battuto da Cozza, due trattenute in area di rigore, Isoardi non ha dubbi, fischia rigore per la Cirreale, l'Oliva si allunga e para il rigore a Gagliardi con un grande intervento, il numero 1. Enna allora, dopo aver scampato il pericolo, prova a trovare il gol del 2-0, ancora Zerillo dalle parti di distratto dentro l'area di rigore. Rechichi riesce a metterci il piede, poi Cozza mette fuori questa palla. Proprio Rechichi è protagonista in occasione del pareggio della Cirreale, Semenzin colpisce di testa, il pallone arriva perfetto per Samb Falou, che realizza il gol del 1-1, terzo gol in campionato, terzo gol anche consecutivo proprio per il 77 della Cirreale, che realizza così il gol dell'1-1. Finisce così il primo tempo tra Enna e Aciriale, secondo tempo che riparte con questa punizione per l'Enna. Il sinistro di Bamba finisce ampiamente a lato, era una buona occasione questa per il numero 10. Cozza poi, dopo una bellissima azione, riesce a trovare Giuliano, il sinistro del numero 35, finisce di poco sopra la traversa. Una grande occasione questa per la Cirreale, una grande occasione ce l'avrebbe anche distratto, ma bravissimo in questo caso anche Ken a proteggere l'uscita di Negri. Ancora distratto, scatenatissimo il numero 7, prova a passare, il pallone diventa buono per Ciaunà, che si accorge troppo tardi che il pallone stia arrivando da quelle parti, alla fine distratto riesce a calciare verso la porta, è bravissimo Negri ad allungarsi e ad evitare il gol del 2-1. Ancora Diaz, subentrato a Bamba, il numero 18, prova a mettere in mezzo questo pallone, calcio d'angolo che poi porta ancora una volta la firma di Ciaunà, sempre decisivo, il giocatore in maglia numero 17 entra e segna al minuto numero 90, l'Enna passa in vantaggio, è l'ultima emozione della gara, l'Enna vince 2-1 questa partita, lo fa grazie a questo signore qui che vedete arrampicarsi dalla gradinata, che pare un grande rigore, l'Oliva, ma lo fa soprattutto grazie a una grande prestazione di squadra. L'Enna vince e convince 2-1. Dunque l'Enna che vince e convince, 3 punti pesantissimi per la sua classifica. E parliamo di questa Nissa, ritorniamo a parlare di nuovo di questa Nissa, perché insomma sarà la squadra avversaria domenica
nel vostro campo, Velodromo. al velodromo, che è sempre uno spettacolo. Se si riempie buona parte della tribuna sarà un grande spettacolo. Ma questo noi ce l'auguriamo, intanto di riuscire ad aprire la gradinata, non dipende da noi, Lo so. Noi stiamo pagando lo scotto di questa problematica perché, ripeto, giocare senza pubblico, Anche giocare perché con... c'è richiesta, cioè la gente vi vuole venire a vedere soprattutto Ad in casa. essere sincero, sì, al momento c'è tantissima curiosità Sì. verso la nostra realtà, quindi sicuramente per i calciatori riuscire a giocare la partita senza pubblico, con il pubblico, potrebbe spostare anche un po' gli equilibri dalla nostra parte. È vero. Nissa che vince in casa contro il Messina. Mi devi dire la tua su questo miracolo di Romano, perché 14 punti non li recuperi in Serie D in maniera così repentina. Messina, sicuramente il mister sta facendo un grandissimo lavoro, li abbiamo incontrati, squadra di categoria che oggi si troverebbe lì al nostro fianco al quarto posto, quindi stanno facendo un grandissimo, veramente un grandissimo lavoro e alla fine anche la piazza ha riconosciuto questo e si sta piano piano riavvicinando alla squadra della propria città. Mi devi dare un pronostico, ce la fa a salvarsi? Per me sì. Per me anche io sono Per di me questa sì, idea, perché c'è determinazione, c'è gruppo, c'è un progetto tecnico e c'è Romano, che voglio dire insieme a Martello hanno costruito questo giocattolino nel giro di un paio di giorni, e quindi già questa è una vittoria soprattutto. Nissa che vince proprio questo scontro contro il Messina per 1-0, ci guardiamo gli highlights. Una sfida dal fascino particolare e dal sapore di storia che mette di fronte due piazze blasonate e due progetti ambiziosi pronti a dare spettacolo nel palcoscenico della Serie D. Partiamo allora col film del primo tempo. Dopo 4 minuti sventagliata in aria per De Felice, la sponda sul secondo palo dove arriva la capocciata di Terranova, non è perfetto Sorrentino sulla linea di porta, arriva così il vantaggio immediato della Nissa che fa 1-0 al Tomaselli sulla Messina. Al 15esimo però il giro palla è troppo pretenzioso da parte dei biancoscutai di casa, Rosedi intercetta superando Silvestri, si lancia in velocità il numero 72, poi la scarica a destra per l'arrivo di Touré, conclusione messa in calcio d'angolo da Castelnuovo. Al 20esimo sono ancora gli ospiti a bussare alla porta avversaria con Touré che mette dalla sinistra un interessante pallone basso, Rosedi viene anticipato al tentativo in scivolata di Silvestri. Minuto 46, l'ultima chance della Messina nel primo tempo, calcio di punizione per Trasciani, colpo di testa anche in questo caso fuori misura. Finisce la prima parte di gara al Marco Tomaselli di Caltanissetta, Nissa avanti sulla Messina grazie al gol realizzato al quarto minuto a Terranova. Partiamo con il film della ripresa. Al 50esimo primo cambio, Rapisarda per Tumminelli che si infortunia. 56esimo buona ripartenza del Messina con Roseti che va a lanciare Touré, la difesa e poi Castelnuovo allontanano in rimessa laterale. 66esimo Terranova su punizione, cerca ancora uno squillo, Sorrentino la alza oltre la traversa. Era l'ultima occasione di Terranova in questa partita, tocca a Diaz quando siamo al 67esimo. 4 minuti dopo proprio Diaz lanciato in verticale, c'è la chiusura di Bosia all'80esima, ingenuità in fase di impostazione della formazione ospite, gran botta fuori di De Felice, riesce a mandare in calcio d'angolo Sorrentino. Siamo all'88esimo quando Touré cerca il cross dalla destra, riesce Roseti a allontanare il difensore, a colpire ma non trovare lo specchio della porta. 91esimo fuori Silvestri, dentro Marino. 92esimo proprio il neoentrato Crisci cerca la deviazione dopo un traversone dalla destra, non riesce a concretizzare, afferra Sorrentino. L'ultima occasione al 93esimo è del Messina con Azzara che punta l'avversario, cerca il destro sul primo palo, para Castelnuovo. Termina così il match al Marco Tomaselli Caltanissetta, 1-0 per la Nissa sul Messina. È tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Nissa dunque che vince contro il Messina, sconfitta per il Messina che ci può anche stare, volendo, insomma, sin qui ha fatto tantissimo, probabilmente la sua salvezza non passava certamente da Caltanissetta, o sbaglio? Ma assolutamente sì, anche se poi il risultato di 1-0 certifica il fatto che il Messina ha venduto cara la pelle e che per la Nissa non è stato per niente facile. Assolutamente. Quindi, da questo sempre più convinto che il Messina sia una squadra importante. Bene, passiamo un po' alla nostra goal collection perché vediamo anche gli altri gol del campionato di Serie D. Iniziamo dalla Gelbison che perde in casa 2-6 addirittura contro il Savoia, era passata in vantaggio con Liurni su calcio di rigore al
16esimo tutto faceva presagire, insomma, in una domenica positiva. Invece pian pianino il Savoia si rimette in careggiata, al 24 pareggia con Favetta e addirittura passa in vantaggio al 42esimo con Munoz, a dimostrazione che questa squadra, questo Savoia, è una squadra da prendere veramente con le pinze, non dico inaspettatamente, ma con grande merito. Attualmente può aspirare a posizioni importanti. Aveva addirittura anche pareggiato comunque la Gelbison al 66esimo con Leo, ma nulla da fare contro questo Savoia in una domenica particolarmente positiva. Ritorna in vantaggio al 77esimo con Lambaca, va addirittura sul 4-2 con Meola al 78esimo con una grandissima rete, continua il suo percorso di insomma positivo in questa domenica all'86esimo con il gol di Caballero e poi chiude la domenica super positiva con la sesta rete giunta all'88esimo con Guida. Quindi complimenti a questa benedetta straordinaria Savoia. Siamo già alle immagini di San Biase e San Cataldese, ahimè sconfitta della San Cataldese 2-0, avete visto il gol di Costanzo al 79esimo e poi c'è il raddoppio insomma nel minuti di recupero al 96esimo con Perrici e poi questo gran gol di Dall'Oglio che permette al Milazzo di battere il Città di Gela. Allora, dobbiamo parlare velocissimamente anche di questo Savoia, perché diciamolo pure, l'ho già detto anche qualche istante fa, nessuno si aspettava, a luci spenti, insomma, ha iniziato questa stagione, le siciliane hanno intravisto una fattibilità di un percorso positivo, ma non immaginavano che, insomma, in questa 10ª giornata questa squadra fosse lì, in classifica. Ettore, purtroppo io mi tolgo dal gruppo dei nessuno perché io davo il Savoia in griglia. Quindi avevi già visto qualcosa di subito positivo? Assolutamente sì. Torre Annunziata è una piazza importante, sì, è una piazza affamata di calcio, una squadra che sicuramente ha giocatori di categoria, un tridente veramente forte, giocatori in mezzo al campo che hanno fatto sempre questo e come ho detto prima non sarà facile per nessuno andare a Torre Annunziata a fare punti. In tutto questo riescono a fare anche prestazioni importanti fuori dal Giroud, che è lo stadio di Torre Annunziata, e quindi io credo che fino alla fine e giornata dopo giornata questa sarà una delle pretendenti al titolo. Spendiamo 30 secondi anche per la San Cataldese, esonerato in settimana Pidatella, è arrivato Vanzetto. Che cosa può cambiare nel percorso della San Cataldese? Questa scelta di cambiare anche allenatore insomma ci ha un po' spiazzato, perché comunque il percorso della San Cataldese è molto chiaro, salvezza, e sin qui io credo che Pidatella abbia fatto un buon percorso, insomma aveva fatto un buon percorso. Ma sicuramente ci sono cose che noi non possiamo sapere, la società avrà avuto le sue buone ragioni per cambiare e il mister, credo, insieme a tutto l'organico si trovavano in linea col programma che è quello della salvezza. È normale che se poi qualcosa è andato storto noi non possiamo saperlo, di solito è così, quando vuoi dare una scossa cambia allenatore. Chiaro. Cambia allenatore anche il Città di Gela, perché insomma torna da Milazzo con una sconfitta 1-0, il tuo amico e anche il mio amico Gaspare Cacciola ha pagato cosa a Milazzo? L'esuberanza della squadra messinese, oppure qualche cosina in questo momento non va per il verso giusto a Gela? Ma io non credo che il mister Cacciola al momento non mi risulta esonerato. Assolutamente. Io credo che il mister Cacciola al momento sia una delle poche persone che possa dare una mano invece a questo Gela a tirarsi, perché conosce molto bene quella realtà. Non a tirarsi fuori, perché ripeto, il Gela ha un organico importante, è normale che bisogna capire cosa hai pubblicizzato, perché se tu hai pubblicizzato affari spenti che puoi vincere il campionato, ma non credo che sia stato detto è questo. Normale che la piazza non accetti questa classifica. Io credo che il Gela ha tutte le possibilità per fare un grandissimo campionato con giocatori di categoria importanti. Mi è dispiaciuto l'addio del mio amico Bonaffini, che credo sia un intenditore di calcio, oltre ad essere una persona per bene, quindi auguro ad Alessandro la possibilità di trovare quanto prima una sistemazione professionale. Ha le qualità per farlo. Al mister Cacciola io auguro il meglio, perché ripeto è una persona di calcio, è stato mio compagno di squadra e sono convinto che lui troverà la chiave per raggiungere l'obiettivo che si è prefissato il Gela, che credo
sia quello di far divertire la gente, almeno così ho sentito. Quindi Non mi auguro... credo quello di vincere il campionato. No, mi auguro che possa far divertire Certo, la propria gente. Certo, me certo. lo auguro. Bene, allora passiamo dunque ai saluti. Ringraziamo il direttore sportivo dell'Athletic Club Palermo. Grazie Un a saluto voi. a tutta la vostra dirigenza, al vostro gruppo. Siete una società da ammirare per tutti i vostri percorsi che avete costruito stagione dopo stagione. Un abbraccio anche al direttore generale Perinetti. Grazie a voi per l'invito. L'anno scorso ci siamo lasciati È con vero, la promessa è vero. Hai di mantenuto la ritrovarci promessa. l'anno dopo in Serie D. Speriamo di ritrovarci l'anno prossimo in Serie D. Mai dire mai, mai dire mai. Poi dopo Grazie. quello che succede non lo possiamo dire. Va bene. Il destino assegnerà la sorte a tempo debito. Va bene. Per intanto in bocca al lupo e Grazie. buon proseguo chiaramente di questa stagione che vi riserverà sicuramente delle grandissime soddisfazioni. Grazie, speriamo bene, in bocca al lupo. Abbiamo dunque chiuso lo spazio dedicato al campionato di Serie D, adesso brevissima pausa pubblicitaria e poi subito con il campionato di eccellenza calabro. Il ragazzo che ha vissuto un'avventura straordinaria in questi ultimi 12 mesi. È il suo momento magico. Vialli, Donadoni. Vialli. Parte il suo cross. E c'è il gol proprio di Schillaci. Di nuovo insieme sportivi di GS Channel, appuntamento con penalty il giovedì alle 21, messa da parte la Serie D, parliamo subito del campionato di eccellenza. Campionato di eccellenza, eccola qua subito la schermata dei risultati. Si è giocata l'ottava giornata di andata, Brancaleone batte Castrovillari Calcio 3-0. DGS Praia Tortora batte Cittanova Calcio 5-0. Isola Capo Rizzuto batte Palmese 1912 3-2. Paolana batte Gioiese 4-0. Reggio Ravagnese 1960 che perde in casa contro la Soriano Fabrizia 3-1 il risultato finale. Vince fuori casa anche il Trebisacce Calcio 4-0 contro la Rossanese. Stilo Monasterace Città di Luzzi 0-0 ed infine Virtus Rosanno 2, Bocale Calcio Admo 0. Guardiamo anche la classifica di questa ottava giornata. Conferma per DGS Praia Tortora, ancora al primo posto con 19 punti, con 18 Trebisacce Calcio, 16 punti per Paolana e Virtus Rosarno, 14 Isola Capo Rizzuto, 13 punti Reggio Ravagnese 1960, 11 punti Brancaleone, Stilo Monasterace, Rossanese, Bocale Calcio Admo, con 10 punti Città di Luzzi, 9 punti Palmese 1912, con 7 Soriano Fabrizia, 5 punti per la Gioiese, con 3 Cittanova Calcio. Chiude all'ultimo posto il Castrovillari, meno 6. L'imperativo per la squadra di mister Francesco Criaca è quello della vittoria al cospetto del Castrovillari, ultimo in classifica, il Brancaleone, e inizia la gara. Numero 6 Tadini e il numero 4 Ortiz, vedremo chi tirerà. Dalla postura sembra Tadini, il numero 6 sicuramente andrà in porta, e invece Ortiz che va in porta e sfiora il palo. Toscano in profondità, bene per Lorenzo Godano che va al tiro, respinge il portiere.
può ripartire il Castrovillari. Machado anticipa tutto Tadini, attenzione, viene fermato Godano, rimane a terra. Pimenta Machado alla battuta del calcio d'angolo di sinistro, va Godano di testa del rete, il Brancaleone passa in vantaggio. Perfetto il movimento di Lorenzo Godano, numero 9 del Brancaleone, che di testa anticipa sul primo palo e piazza in maniera perfetta sotto l'incrocio. Non può nulla Nana e Godano trova la gioia del gol. Toscano per Godano, Godano tocca bene per Di Blasi, può andare Di Blasi sul fondo, è pronto al cross, va al cross sul secondo palo, il rimpallo di Tripodi, scende Gatto, si prepara al cross, va in aria Gatto, attenzione Galletta di testa, lasciato solo e grande parata. 14 minuti di gioco trascorsi nella ripresa, calcio d'angolo per il Brancaleone, va Machado alla battuta di testa e c'è il gol di D'Agostino, 2-0 per il Brancaleone, sempre da calcio d'angolo, sempre battuto Machado e sempre di testa, questa volta è il giovane classe 2007 Andrea D'Agostino che realizza il gol del 2-0 quando siamo al 14° del secondo tempo. Va al rinvio lungo De Luca, palla per Violi, controllo ottimo, apertura per Di Blasi, può entrare in area Di Blasi, si fa vedere centralmente Gomez, la palla è per Machado, autogol sul tiro di Machado, la deviazione se non sbaglio del numero 7 Larusi, sì, e c'è il gol del 3-0 quando siamo al 41esimo del secondo tempo. Il signor Gagliardi con il triplice fischio sanziona alla fine della gara, una gara dal risultato netto ma anche dal gioco altrettanto netto, con un Brancaleone che ha tenuto in mano il pallino del gioco dal primo fino al 95esimo. Poli è subito in gol. Attenzione alla fucilata di Marino. Della Rocca, tutto buono e c'è il terzo gol. Rimorchio per Petrone per il 4-0. Ora c'è Dominguez con il sinistro, Dominguez va al quinto gol. Oggi non è che è stata una brutta giornata, è stata la peggiore giornata da quando io mi onoro di essere il presidente di questa società. Ma sono quasi 10 anni,
diciamo, una prestazione così indecorosa non mi era mai capitata di vederli in campo. Quindi ci sta a perdere, abbiamo incontrato una signora squadra, una squadra forte, quindi ci stava a perdere, ma il modo come si è perso non è assolutamente accettabile, perché ci sono modi e modi di perdere, ma scendere in campo e consegnarsi in modo, basta vedere i gol che abbiamo presi, significa che c'è qualcosa che non va o non si è capaci di portare il peso di questa maglia sulle spalle. Magari pesa, è una maglia importante, gloriosa, quindi chi non è capace, non ha, diciamo, gli attributi per poterla portare, verrà valutata e adesso, come dicevo prima, ci sono 4 partite fino al 1° dicembre che si apre il mercato. Ci sono 4 partite, si parlerà con la squadra nei prossimi giorni e queste 4 partite saranno il banco di prova per chi poi il 1° dicembre resterà a far parte di questa squadra, per chi invece sarà valutato non adatto a vestire, a vestire questa maglia. La prestazione di oggi non è una prestazione errori tattici, c'è stato tecnico, è una prestazione di personalità, è mancata la personalità, il carattere. Cioè, i gol che abbiamo presi, l'avete visti tutti che gol abbiamo preso, sono gol presi non perché c'è un problema tecnico o un problema tattico, è un problema di personalità, come dicevo, e di carattere. Appunto, giocatori che non è capace di sopportare la pressione di questa maglia sulle spalle, devo pensare a questo punto, perché non mi spiego altrimenti. Quindi, come hai detto tu, la guida tecnica e tutto lo staff tecnico, come ogni anno, come da sempre, da quando sono presidente, verrà valutato a fine stagione. Quelli che verranno valutati nell'immediatezza sono i calciatori, i giocatori. Ripeto, il 1° dicembre si apre il mercato, quindi vedremo, ci sono ancora 4 partite e valuteremo. Quindi assolutamente quelli che verranno valutati sui giocatori, ripeto, non l'allenatore né lo staff tecnico, perché noi siamo abituati a non dare alibi ai giocatori. I giocatori devono entrare nel campo e fare la prestazione. Si può vincere, si può perdere. Le altre volte abbiamo pareggiato, abbiamo perso, però la prestazione c'era stata. Nel calcio, anche quando, ripeto, fai delle prestazioni, alcune volte non vinci, dipende anche dall'avversario, c'è un avversario forte. Le altre volte siamo sfortunati, abbiamo preso gol nei minuti finali, ci sta il periodo negativo. Oggi invece no, oggi non è una questione è una questione che i calciatori non sono scesi proprio in campo, e se sono scesi non li abbiamo visti, perché abbiamo preso dei gol e un atteggiamento che, ripeto, non mi era mai capitato da quando sono il presidente di questa squadra, di vedere anche nei momenti più, diciamo, peggiori della squadra. Noi chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione, perché i primi a essere delusi siamo noi, che siamo i primi tifosi, e loro capisco l'atteggiamento, la delusione. L'unica cosa che chiedo ai tifosi è di mantenere questa delusione, possono contestare, tutto però nel lecito e nelle norme, perché altrimenti, invece di darci una mano, che è quello che a noi ci serve in questo momento, ci devono stare vicino e ci devono aiutare, anche contestandoci. È giusto che lo facciano, perché oggi gli abbiamo regalato veramente uno spettacolo vergognoso, quindi è giusto, però sempre nei limiti del lecito e delle regole. Con civiltà. Con civiltà, perché poi altrimenti invece ci creano ulteriori problemi a noi società, e parlo di multe, di squalifiche, e quindi invece di aiutarci si aggiungono ai giocatori, ci fanno del danno come ce ne stanno facendo i calciatori. Quindi gli chiedo scusa per la prestazione e per il momento che la società sta attraversando, ripeto, la società valuterà, come ho detto prima, ogni decisione importante, però in questo momento ci devono stare vicino nel modo giusto. Stiamo sfruttando questo momento positivo della squadra, stiamo giocando molto, stiamo cavalcando l'entusiasmo di questi ragazzi che stanno bene, vogliono fare bene, e quindi è normale che in questo momento è anche più facile che le cose ti riescono con più semplicità. È chiaro che oggi non ci aspettavamo nemmeno noi di avere una vittoria così larga, però devo dare merito ai miei ragazzi, perché veramente oggi erano talmente concentrati, determinati a
fare bene, l'hanno dimostrato nell'arco dei 90 minuti. La squadra sta bene fisicamente, mentalmente, ha autostima, quindi è convinta dei propri mezzi, e quindi questo, al di là il fisico, in molte circostanze sappiamo bene viene comandato anche dalla mente, quindi quando la mente sta bene, è libera, sei in fiducia, automaticamente anche le gambe vanno molto meglio. I ragazzi, come dicevo appunto prima, in questo momento stanno bene, siamo in un periodo di forma, siamo sulle ali dell'entusiasmo e viaggiamo così finché ci riusciremo, proveremo partita per partita a fare sempre il nostro gioco. Al di là dei carichi di lavoro, perché le prime giornate si sa che noi eravamo a conoscenza che le prime 2 o 3 partite tra Coppa e campionato non potevamo essere brillanti, però a parte questo poi diciamo in quel periodo, già avendo una rosa non lunghissima, abbiamo avuto 4 assenze nelle prime 2 gare, poi dalla terza gara sono iniziati a entrare gli elementi e i risultati poi alla fine sono visti, ma nulla togliere ai ragazzi che hanno disputato le prime 2 gare, perché anche lì chi ci ha visto giocare, al di là dei risultati, forse siamo stati puniti in quel momento oltre i nostri demeriti, perché effettivamente siamo stati colpiti con degli episodi, forse la gioventù è la nuova categoria, perché voglio ricordare a tutti che questa squadra è novella, è all'esordio proprio, anche non solo come matricola ma anche come giocatori. Nessuno ha mai disputato questo campionato, sono al primo anno, ad eccezione di Kerv che l'anno scorso ha fatto un anno solo e di Curatolo che l'ha fatto in passato, quindi abbiamo una completa squadra, completamente una squadra giovane, ma non solo negli anni, anche sul piano dell'esperienza della categoria, però in questo momento si sono adattati bene e quindi vogliono fare bene e dimostrare il loro valore. Parte adesso la partita. Daric prova a mettere in movimento Waller, trova Giammanca che appoggia di petto, Giammanca nuovamente innescato da Waller, entra in area Giammanca, cerca il fondo, poi prova a tirare, probabilmente qui Giammanca avrebbe dovuto provare un cross, è stato un po' egoista il numero 24 della squadra di casa. Federico cerca il pendente, attenzione perché qui può nascere qualcosa, Gagliè chiede palla, Gagliè si inserisce e c'è il gol che però viene annullato perché l'assistente numero 2 Galardo di Crotone ha ravvisato il fuorigioco. Giammanca trova Mena prova ad entrare in area, si libera di un avversario, Mena per un altro, il tiro di Mena, chiude, corno, spazio per Papaleo che mette fuori causa un avversario, poi però prende Mena in controtempo, quindi può provare a ripartire la DB rossoblu con Mosciaro che però perde il pallone, Papaleo entra in area, Mena, la porta è quasi sguarnita, Waller viene ribattuto, Valdè per Belluzzi in profondità, Mena, Zaric crossa, non c'è nessuno dei suoi, un disimpegno sbagliato, Mena tira malissimo e qui la DB tira un nuovo sospiro di sollievo. La battuta del calcio d'angolo, il tiro di Gergo fermato e poi la palla per un niente, Dominguez la manda fuori. Palla dentro su questo calcio d'angolo e sfiora il vantaggio Gergo. Nuovamente Lanzo, Romeo si sovrappone, il cross basso, lancio lungo di Dominguez a cercare la testa di Donato, poi Giammanca, la parata di Corno, c'è stato un fischio, ma nel dubbio nelle immagini resterà una bellissima parata di Corno che non vale perché c'era stato il fischio, ma si è fatto trovare pronto il portiere della squadra di casa, c'è stato un fallo in attacco da parte della Stilo Monasterace. Battuto il calcio di punizione, c'è l'anticipo di Cavallaro ma c'è anche il triplice fischio, quindi il minuto in più non viene dato. 0-0 il punteggio tra Stilo Monasterace e Denis Bergamini rossoblu. Con le immagini dell'8ª giornata del turno di eccellenza del campionato calabro, noi chiudiamo qui lo spazio di penalty sulle frequenze di GS Channel. Grazie per essere stati con noi, chiaramente ci vedremo la prossima settimana, giovedì a partire dalle ore 21. A tutti la buona serata.
Penalty, tutto il calcio dilettantistico siciliano e calabrese sbarca a Roma su GS Channel, canale 79 del digitale terrestre, ma è visibile anche su tutto il territorio calabrese e messinese sul canale 83. L'offerta del calcio dilettantistico con il marchio Penalty da ottobre in tutta Italia anche sulla piattaforma HbbTV di GS Channel, canale 268. Penalty, ogni giovedì sera alle 21 su GS Channel. Da non perdere.